Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Buon pomeriggio dal Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo. Ci ritorniamo dopo un po' di tempo sicuramente, perché tra rinvii e tra partite appunto in campo esterno dell'Eclisse Carini Pivigina ci siamo allontanati dal terreno madre. Eccoci qui, Eclisse Carini Pivigina contro Porto Mansuè, è partitissima del girone, è partitissima di questa eccellenza girone B, 13ª giornata del campionato d'andata, arriva una delle favorite, almeno così si dice, per la vittoria finale insieme a Portogruaro, San Donà di Piave e San Giorgio Sedico, queste almeno prima di vedere l'inizio del campionato. Poi adesso qualcosa magari potrebbe cambiare, perché si è inserito anche il Calvinoale, un po' a sorpresa la Liventina. Allora andiamo con le formazioni. Porto Mansuè che va in campo con Bigai, Cazzaro, Darcardin, Moretti, De Marc, Ton, Roman, Meite, Dema, Duravia e Gnago. In panchina con Stefano Andretta, ex tra l'altro giocatore del Pievigina dei bei tempi, Marian, Tartalo, Dema, Cogoi, Salifu, nuovo arrivato in casa Porto Mansuè la scorsa settimana, Goudia B e Castellet. Risponde l'Eclisse Carini Pivigina con Peterle, perché manca della Colletta per squalifica insieme a Moretti, eppure il tecnico della Bella non è in panchina ma è sulle tribune. In panchina lo sostituisce Enzo Sarcinelli, l'allenatore in seconda. Vi dicevo Peterle, Segat, Granzotto, nuovo arrivo dal Calcio Treviso, Guerra, Allegretti, Brustolon, Cibin, De Faveri, Ianco, Scarabel e Dell'Andrea Alberto. In panchina De Conto, Possamai, Damuzzo, Francescon, De Zotti, Chiesurin, De Zotti Stefano, Riva e Pompeo. È tutto pronto per dare via al match. È un match che riveste particolare importanza per entrambe le formazioni. Chi c'ha più da perdere secondo me è la formazione ospite, il Porto Mansuè. Intanto parte la gara perché deve dimostrare di essere quella che tutti dipingono come una delle favorite del campionato, e quindi dovrebbe vincere, insomma, no? Per quanto riguarda l'Eclisse ha bisogno assoluto di punti, perché si trova all'ultimo posto in classifica con il Montello. È una lotta tutta trevigiana quella che vede le ultime della classe. Eclisse Carini Pivigina e Montello a punti 8, 9 punti per Ilia Piave di Mauro Tossani, Real Martellago, ma più siamo vicini al veneziano con 10 punti, poi la coppia Union Pro e Union QDP con 11 punti. I 3 punti, fate un po' il conto voi su quello che vi ho detto, oggi servirebbero veramente come il pane alla formazione di Stefano Della Bella, che non è in panchina, lo ripetiamo, sostituito da Sarcinelli. Però dobbiamo fare i conti con il Porto Mansuè. 44 secondi sulle nostro cronometro, con la formazione di casa in completo rosso, che viene in avanti con Cibin che manovra ed ha ancora sulla fascia sinistra del campo, cercando di mettere in movimento il suo attaccante, in questo caso che va al colpo di testa, ed è il colpo di testa che termina abbondantemente sopra la traversa. De Faveri, che si era trovato in mezzo all'area di rigore. Riparte il Porto Mansuè con il giocatore Meite che va in dietro dalle parti di Ton, che prova a dialogare con Moretti. È lui che fa di solito il gioco della formazione ospite di Stefano Andretta. È il Moretti che è un po' un metronomo, come dico io, per quanto riguarda questa formazione. Eccolo qui Moretti che va a riconquistarsi la palla, l'appoggia di testa al numero 8 Meite, che poi la perde sullo scontro contro un difensore della formazione di casa. La palla rimbalza da una parte all'altra, con Ton che si arrabbia con i suoi giocatori, con Meite in particolar modo per non averla tenuta questa palla, non averla fatta viaggiare quanto prima. Rinvio lungo ancora cercando Gnago, che è un po' il bomber, un po' il capocannoniere della formazione del Porto Mansuè, ma anche del girone per quanto riguarda il girone B dell'eccellenza.
Con le mani la formazione di casa, Segat la rinvia lunga poi, ma c'è sempre Moretti a far buona guardia, colpisce Scarabel che gioca un pochino più indietro adesso su questo frangente con il tentativo di bloccare gli avanti che sono pericolosissimi della formazione appunto di Stefano Andretta. Contropiede da parte della formazione di casa con Stefano Dell'Andrea, con Dell'Andrea che viene ancora in avanti e ancora lui che manovra, l'arbitro lascia andare giustamente per il vantaggio, va al tiro Dell'Andrea dai circa 25 metri con un pallone che termina sulle gambe di un avversario e allora riprende ancora a giocare la formazione di casa, la mette dentro, molto buono il traversone che però la vede soltanto lasciar scorrere. Cibin va a prendersi questa palla, la cede a Guerra di piattone per Scarabel che poteva tentare anche il tiro a giro, non se l'è sentita, ha voluto andare a dialogare, bravo Scarabel che ritorna dalla parte opposta, Guerra non ce la fa a prendere, parte Meite, attenzione Meite, e sembra che in effetti mi abbia sentito Segat, però insomma l'intervento è pericoloso in questo caso, però attenzione a Meite perché qui è il suo territorio, prende palla e si lancia ed è pericoloso da contenere e da tenere. Cardin sul pallone, Cardin con palla tra i piedi, lui e Ton si scambieranno il pallone, eccolo lì, Cardin la mette dentro, traversone per cercare Gnago che si spostava sulla fascia sinistra del campo, poi in mezzo non c'era nessuno, palla controllata, lasciata andare, ancora fuori, rimessa in gioco con le mani da parte di Danny Cardin che con le mani cerca di far viaggiare i suoi. Arriva il pallone, forse c'è il fallo, l'arbitro lascia correre e allora può ripartire la formazione di casa. Buona la spizzata di Cibin verso Dell'Andrea, attenzione Dell'Andrea, alza la testa, è buono, però altrettanto buono è l'intervento del centrale difensivo del Porto Mansuè che ha difficoltà a far ripartire. Vi ricordo che c'è stato quest'anno già uno scontro tra le due formazioni in Coppa. Adesso guadagna un fallo prezioso sull'uscita di Cazzaro che commette fallo sul giocatore dell'Eclisse e allora dai 25-28 metri più o meno può andare al tiro uno degli specialisti della squadra della Bella, ovvero Dell'Andrea, che mette giù, posiziona con cura la palla, poco più distante c'è Scarabel, anche lui, insomma quella è una mattonella importante per i due, hanno la possibilità entrambi, sarà Dell'Andrea sicuramente ad incaricarsi della battuta, entrambi hanno la possibilità di andare direttamente in porta ed impegnare il portiere Bigai. Vediamo se succede così. Fischio dell'arbitro, si muove Dell'Andrea, palla che arriva ma si schianta sulla barriera e c'è il fallo tra l'altro fischiato dall'arbitro perché probabilmente con le nuove regole non puoi metterti, giusto? Non puoi metterti davanti alla barriera e lo aveva fatto il numero 6 Allegretti, mi pare, o Brustolon, scusatemi, che sta ritornando dalle parti del portiere Petterle che è un classe 2001 e che oggi deve sostituire lo squalificato, bravo Gnago che tiene palla, riesce a guadagnare un fallo per la sua squadra. Vi dicevo, Della Colletta non c'è, squalificato, c'è Petterle in panchina classe 2001, ma pensate che in panchina il 2002 si chiama Martino De Conto ed è il portiere di riserva quest'oggi per quanto riguarda la formazione di casa. Ancora in avanti il Porto Mansuè in completa maglia verde, rinvia lungo Petterle che ha un fisico importante, come diciamo, insomma davvero portiere visto così. Poi naturalmente c'è bisogno di crescere, c'è bisogno di maturare, c'è tutta la gioventù che vogliamo su un 2001, quindi diamo tempo a questi ragazzi di crescere. Naturalmente adesso deve uscire, deve alzarsi la retroguardia d'attacco e di centrocampo della formazione di casa con il tentativo di ripartenza bloccato dalla parte di Segat che poi sbaglia. Attenzione a Segat, queste palle perdute così sono devastanti, deve stare molto attento. Palla che rimane qui, non è successo nulla di grave per il momento e allora ancora 0-0 qui al D'Agostin di Pieve di Soligo con
Janko che viene a prendersi palla, la cede indietro, vuole far giocare i suoi dalla zona di centrocampo, se ne va Scarabel con Cibin con il numero 7 sulla maglia che voleva il fallo, ma così l'arbitro non la pensa, e allora andiamo a vedere questa azione. Poi vi ricordo anche l'arbitro che è il signor Saputo della sezione di Palermo, e quindi se fanno tanta strada, abbiamo capito che gli arbitri insomma se fanno tanta strada sono in odor di promozione, quindi sicuramente uno degli arbitri che punterà alla Serie D, quindi guardiamolo con attenzione anche noi. Davide Fenzi della sezione di Treviso e Andrea Forzan della sezione di Castelfranco Veneto sono i due collaboratori di linea. In azione ancora la formazione di casa che esce bene, adesso può impostare ancora lungo, sì, un errore in uscita da parte di Cazzaro, e allora il tiro ed è il gol della formazione di casa, è un bel gol tra l'altro dell'Andrea, sì, è dell'Andrea. Numero 11 dell'Andrea che va al gol con il suo tipico gol, insomma, perché è un tiro che non lascia scampo al portiere, l'ha messo sul secondo palo, ed è un gol che all'ottavo minuto di gioco trova dell'Andrea che riesce ad approfittare di un erroraccio in fase difensiva di Cazzaro e mette il gol del vantaggio per la formazione di casa, che passa subito all'8° minuto di gioco, fa capire che vuole i 3 punti, che vuole chiaramente impostare la partita, e allora ci prova dalla parte opposta Tonna ad impostare la gara per Gnago che si muove 1 contro 1, la dà dentro, molto buona questa palla, tra l'altro deve impegnarsi Meite a prenderla, poi Dennis Cardin la mette dentro, ma c'è Scarabel che fa buona guardia, prova il rinvio lungo ancora su dell'Andrea, ma la palla passa e allora è ancora preda De Marc per quanto riguarda il Porto Mansuè, che va da Cazzaro, reo di aver sbagliato, ciccato la palla poco fa e aver spalancato le porte al gol dell'Andrea, molto bello tra l'altro sul secondo palo, imparabile per Bigai che non ce l'ha fatta ad allungarsi per cercare di toccare la palla o di prenderla. Ancora per Gnago. Adesso il Porto Mansuè naturalmente deve rispondere dal pari suo, insomma, no? E quindi si vedrà, insomma, la vera forza di questa squadra. C'è Stefano Andretta davanti alla sua panchina, braccia conserte, tranquillo per il momento, ha cominciato a dire qualche cosina ai suoi, ma c'è poco da dire effettivamente, perché la formazione di casa, l'Eclisse, ha sfruttato un errore del difensore Cazzaro ed è andato in gol, quindi dopo un 10 minuti, 8 minuti in cui le due squadre si stavano osservando, si stavano studiando, quindi nessun problema per entrambi i tecnici. Palla che termina in fallo laterale dalla parte di Granzotto. Nuovo arrivo questo di Granzotto, terzino, giocatore che ha militato con il Calcio Treviso, se n'è venuto via anche lui, nonostante questo Treviso voglia ripartire. Qualche problemino l'ha avuto anche in questa settimana, si parlava addirittura di Bellotto che non doveva essere in campo quest'oggi, invece poi con un colloquio con il presidente Sandri ha ripianato la cosa, e allora Bellotto è in panchina quest'oggi per quanto riguarda il campionato del Treviso, il campionato di promozione. Attenzione al doppio attacco dei giocatori della formazione di casa che andavano in pressing su Meite, che riesce a trattenere palla per a farla giocare. Ton che si lancia in uno dei suoi pochi rari proposte in avanti, si arrabbia adesso con i suoi 2 bomber lì davanti, ovvero con Gnago e con Dema, che invece di verticalizzare sul centro si sono allargati entrambi, uno da una parte, uno dall'altra, ma la palla è andata in centro, quindi nessuno ne ha approfittato. Può giocare ancora la formazione di Stefano Andretta con Ton che controlla palla, Meite che va in avanti, a fianco a lui c'era Moretti, Meite attraversa in orizzontale tutto il campo, poi il traversone lungo ancora cercando e trovando la testa invece di Cibin, che è costretto a rientrare per arginare le proposte in avanti di Danny Cardin,
che con le mani cerca di far velocizzare il gioco e di mettere in movimento Gnago, che prova a lasciarla andare questa palla. Fisicamente è difficilissimo da marcare Gnago, perché è un uomo imponente, diciamo così, un fisico devastante, e poi se gli lasci soprattutto dei metri in velocità è un giocatore che, a differenza, appunto, a dispetto del suo fisico, che magari dici è un po' robusto così e non corre tanto, no, non facciamo questi conti, perché è uno che la corsa la sfrutta a dovere, e poi sa sfruttare anche a dovere questo stop, tiene palla, controlla, la dà per Moretti, che altrettanto bene gira il pallone dalla parte di Roman, che stava per perdere il pallone, poi Duravia che va sull'1 contro 1, la mette dentro, esce Petterle, attenzione, questo pallone che ha sbagliato completamente il momento dell'uscita. Se si salva la formazione dell'Eclisse può portare un bel cero, perché c'è stato un errore gigantesco di Petterle, che è voluto uscire e si è trovato tutto bloccato, e fortuna sua è riuscito anche molto bene da terra a opporsi al tentativo di tiro di un giocatore, mi pare lo stesso Duravia, che aveva tentato di perforare la difesa dell'Eclisse. È stato bravo in questa occasione, non molto bravo invece nella scelta del tempo in uscita alta sulla mischia che si era creata in piena area di rigore. È andata bene alla formazione di casa quando sono passati, andiamo a controllare al nostro Chrono Quartz, 14 minuti di gioco, palla che adesso è preda ancora della formazione ospite. L'arbitro si avvicina per far battere questo pallone, questa punizione, palla che finalmente arriva con molta calma da parte di Petterle a Dell'Andrea, che poi la accoglie in mano e la dà tranquillamente. Insomma, sono tutti minuti o secondi che si perdono più che mai volentieri in questo frangente, visto che l'Eclisse è in vantaggio per 1-0 con il gol trovato all'8° minuto di gioco da Dell'Andrea. Alza la mano per lo schema chiamato da parte della formazione del Porto Mansuet. Cercavano Gnago, non sono riusciti a trovarlo, il colpo di testa è ancora lì, però non riesce ad allontanare pulita la formazione di casa, che soffre adesso. Attenzione a Segat, che deve rinviare questo pallone, non cercare storie, non cercare problematiche su questo disimpegno che poi riesce a fare, però guadagna pochissimo. Rientra Ton, che è andato a disturbare il rinvio di Segat, e allora Dennis Cardin con palla tra le mani ancora per trovare o Meite o Gnago, che si fa vedere, e allora va su Meite. Gnago anticipato da Cibin, palla in fallo laterale, palla che arriva tra le mani di Cardin. Gnago anticipato da Cardin, e c'è il primo calcio d'angolo per il Porto Mansuet. Primo calcio d'angolo per il Porto, che va alla battuta con Duravia, classe 89. Giocatore che piano piano sta prendendo fiducia in questo suo ruolo, in questo ruolo che Stefano Andretta gli ha costruito, gli ha dato. Bello tra l'altro il cross, il corner battuto da Duravia, che ha veramente danzato, come si suol dire, davanti alla linea di porta quasi. Nessuno però è riuscito a gettarsi, a deviare questo pallone pericolosissimo da parte di Duravia, messo in mezzo all'area di rigore. E Petterle pronto al rinvio adesso, il colpo di testa di Janko, che gira bene per il tentativo di andarsene in avanti da parte di Dell'Andrea. L'arbitro lascia correre perché ha visto che tutto è regolare. Meite che controlla il pallone, si gira, ha ragione di Cibini che lo insegue, ancora Meite che ritorna sui suoi passi, trova ancora Moretti per Gnago ha difficile il controllo, però poi vedete se ne va.
ma palla conquistata dalla formazione dell'Eclisse che riparte con Dell'Andrea. Attenzione a Dell'Andrea sulla fascia destra del campo, 1 contro Ton, la mette dentro, ma non c'è nessuno né Janko né dalla parte opposta De Faveri, che dovevano andare verso la porta, invece sono rimasti alti. Stava per conquistare palla ancora De Faveri, non ce l'ha fatta, palla in avanti, deve chiamarla. E ci pensa il numero 5 Allegretti di testa a metterla tra le braccia di Peterle, classe 2001, che controlla la posizione dei suoi, vuole il rilancio lungo Peterle e se non ricordo male c'ha un bel rinvio con i piedi e allora arriva dalle parti di Dell'Andrea che la mette a terra, 2 su di lui. Dell'Andrea è molto temuto in questo campo e in questo caso perché riesce a tenere palla, riesce ad andarsene. Adesso guadagna un bel fallo Cibin, schierato con il numero 7 quest'oggi. Di solito lo abbiamo visto con il numero 9 sulle spalle in attesa del recupero totale di Janko, che adesso c'è. E allora vanno in mezzo all'area Janko, Cibin, Scarabel, che rimane un pochino fuori dalla propria area, pronto alla palla che se arriva lì, insomma, potrebbe far male Scarabel. Batte Dell'Andrea, posizione con la linea bassa del Porto Mansuè, addirittura con Gnago che viene ad aiutare i suoi. Calcio d'angolo per l'Eclisse, il primo su questo pallone che fa tremare un po' Bigai, che è rimasto fermo tra i pali, non si è mosso, palla che è stata toccata ma pericolosamente da un suo compagno di squadra. Bigai che chiama sul palo di destra Roman e allora può andare alla battuta il solito Dell'Andrea dalla bandierina per l'Eclisse. Carini Pievigina, maglia rossa quest'oggi, la battuta è buona, la mette dentro, esce però Bigai senza problemi, nessuno che dia fastidio al portiere, che deve aspettare perché non c'è nessuno in avanti, perché tutta il Porto Mansuè era nella sua area di rigore per cercare naturalmente di aiutare la linea difensiva. Cardin stoppa palla, va indietro ancora su Ton per Moretti, si gioca qui la linea con Cardin ancora che sulla fascia laterale prova poi ad imbucare in avanti. Cardin di testa molto bene, Scarabel via per Janko, deve tenerla e poi girarsi, ha fatto così in effetti, bravo Cardin perché il pallone era buono per Cibin che si era già involato e Cardin si arrabbia con i suoi davanti perché in effetti sia a metà campo sia davanti stanno tenendo poco palle, stanno dando pressione alla difesa del Porto Mansuè che viene impegnata dalla formazione di casa che è in vantaggio, lo ripetiamo, per 1-0 con gol di Dell'Andrea. Butta dentro questa palla Cardin cercando Gnago che cerca di girarsi, palla ancora per Meite, la mette dentro dalla parte opposta, subisce il fallo, no, non è fallo, lascia andare l'arbitro. Troppo lento Janko nel girarsi, nel tentativo di far viaggiare i suoi, ha dormito un pochino, poteva costare cara questa lentezza da parte di Janko e in effetti si arrabbia anche Sarcinelli dalla panchina perché aveva tutto il tempo di girare o a destra o a sinistra, non l'ha fatto, ha voluto provare a tenerla questa palla ma era netto l'anticipo del suo diretto avversario. In avanti ancora la formazione di Stefano Andretta che sbaglia il rinvio, la ripartenza è tutta per la maglia rossa di Dell'Andrea che cerca il pallonetto, cerca il giro sul palo più lontano di Bigai, palla che termina abbondantemente a lato, nessun problema per la formazione del Porto Mansuè che è sotto di una lunghezza. 1-0 per la formazione di casa, ancora in avanti, fermata, si è piazzata già comunque la difesa ed il centrocampo della squadra di Stefano Della Bella. Oggi vi dicevo in tribuna, attenzione a Meite inseguito da Guerra che si appende un po' sulla sua maglia, l'arbitro lascia correre per il vantaggio, palla che va sulla fascia destra del campo, ancora Cazzaro che ha un po' sulla coscienza il gol di Dell'Andrea, ancora Cazzaro che obbedisce a Stefano Andretta che urlava gira questa palla, però adesso è lento anche Gnago
nel tentativo di prendersi il pallone. Però bisogna stare attenti a questo Porto Mansuet, perché può sembrare una squadra magari molte volte in difficoltà, però è sorniona, così riesce ad addormentare un po' il gioco come vuole lei e poi può ripartire in velocità con i suoi uomini pericolosissimi. Ancora Ton che si butta in avanti, cerca l'imbucata per Niago che non riesce a girarla dalla parte di Duravia, e allora può ripartire, ma il tentativo non riesce per Cibini, che si sta impegnando moltissimo sulla fascia destra del campo sia in attacco che in difesa. Quindi buona la sua prestazione fino a questo momento, con il vantaggio sempre della compagine di casa per 1-0 all'8° minuto di gioco, ha segnato Dell'Andrea, uno dei più prolifici per quanto concerne la compagine di Stefano Della Bella. 22 minuti e 44 secondi, ancora 1-0 per la compagine di casa. Niago che cerca di andarsene l'uno contro uno, ma si arrabbia, poi non so se si arrabbia con il guardialine, ma non c'era niente da dire, De Allegretti probabilmente ce l'aveva con il suo uomo sulla destra, oppure con il guardialine, secondo lui un fuorigioco di ritorno magari di Niago, non lo so. Ancora in avanti, attenzione a questo lancio, vedete il pallone che dà l'illusione del gol, ma è fuori. Si alzano un po' tutti in tribuna. Magnago, avete visto come ha lasciato sul posto il difensore della compagine di casa al 23° minuto. Niago dà l'illusione del gol, ma non è così, è una illusione veramente di pochissimo, ha sbagliato, però questo deve insegnare quello che stavamo dicendo, cioè quando parte Niago, anche se la palla dai per scontato che può essere del difensore o del portiere in uscita, è un po' lento ad uscire Petterle, se dobbiamo essere sincero, poi ti ha bruciato sul corto e quindi rischio grandissimo. 24° minuto di gioco con la palla che cerca, adesso c'è Allegretti che in effetti si gira verso Petterle e probabilmente immagino cosa possa averle detto da ultimo uomo, cioè devi uscire più alto su questo tentativo di imbucata per Niago, o ci aiuti e ci dai una mano giocando un pochino più alto, oppure veramente posso andare in difficoltà sia come ultimo uomo sia come squadra. Ancora a metà campo la formazione ospite di Stefano Della Bella, di Stefano Andretta. Ton, manovra per Meite per Moretti, alza la testa Moretti, d'obbligo la sventagliata dalla parte opposta, ci arriva Granzotto bene, poi Scarabel che prende palla, la controlla, la mette giù, bravo Janko che manovra ancora, pallone che butta in avanti questa parte, invece arriva Granzotto a sostegno della formazione, anzi era De Faveli, scusatemi, i due De Zotti sono in panchina. Guerra, imbucata che non arriva a destinazione, poi Moretti che di testa fa su Cazzaro, ancora sulla fascia destra di competenza Moretti che prova l'imbucata, riesce perché Granzotto si fa superare. Eccolo Granzotto che prova a ripartire servendo Dell'Andrea, palla che viene anticipata, pallone che viene fatto proprio da De Marc, palla persa ancora dal Porto Mansuet. Quanti errori in fase di ripartenza da parte della formazione di Stefano Andretta, che adesso però usufruisce di questo errore da parte della formazione di casa. Attenzione anche a Meite che prova a lanciare sul bomber Niago, nulla da fare, anticipato, e allora Petterle è lì pronto, Meite ancora con il corpo a bloccare questa palla, pronto a ripartire, torna indietro da Cazzaro che guarda dalla parte destra del campo, e allora Moretti va lui su Ton, imbucata di Ton con un po' di difficoltà, Duravia la tiene a terra questo pallone, spinge in avanti ancora De Marc, verticalizza per Meite che si gira bene, anzi era Niago
Gnago ancora che si abbassa, la lascia correre in difficoltà. Adesso la difesa dell'Eclisse, Careni Pivigina su Gnago e su questi tentativi di metterlo in movimento dalla fascia destra del campo. Rischia parecchio Scarabel, bravo Scarabel ad uscire adesso con palla al piede. Scarabel per Cibin, voleva farlo di prima intenzione, ci riesce di seconda su Segat che supera adesso la metà campo. In avanti Scarabel, sempre lui che poi chiama l'aiuto di Allegretti spinge in avanti, ancora per Dell'Andrea, colto un po' in contropiede, ha cercato di rimediare. Attenzione, qui c'era forse il fuorigioco di Gnago, l'arbitro però il guardialine non era in linea e quindi è chiaro che non puoi pretendere che il guardialine, calcio d'angolo, che il guardialine veda queste posizioni, perché se non sei in linea chiaramente non puoi alzare la bandierina. L'arbitro non si è preso nessuna facoltà di decidere, ha lasciato andare il gioco e allora c'è il secondo calcio dalla bandierina da parte della formazione del Porto Mansuè. È dura via sul pallone, alza il braccio, vuole lo schema chiamato già in precedenza dalla parte opposta. Due uomini fuori dall'area, Moretti e Meite. Dentro una marea di uomini, non si muove il colpo di testa di Scarabel che la mette fuori sopra la traversa, ed è il terzo calcio d'angolo per il Porto, sempre con Duravia che va alla battuta dalla bandierina, seguito come un'ombra da De Faveri che adesso dovrà lasciarlo lì, insomma dovrà posizionarsi ai 9:15. Duravia la mette dentro ancora, non si muove nessuno in area, fortunato con Janko che la getta in avanti per Dell'Andrea che non riesce a bloccarlo a questo pallone. Lui che ha anche i piedi buoni si arrabbia parecchio su questo sbagliato tentativo di stop. Nulla da fare, applaude verso il suo compagno che lo aveva messo in gioco, però niente da fare per la ripresa è per la formazione del Porto che viene in avanti con Matteo Ton, classe 1990, uno dei giocatori esperti della formazione di Stefano Andretta. Butta lì questo pallone ancora sulla fascia destra del campo, anticipato, può ripartire con Dell'Andrea che però non ha nessuno a destra e a sinistra. No, si arrabbia il pubblico, ma la colpa non è certamente di Dell'Andrea, che ha dato un'occhiata a destra e a sinistra per vedere se c'erano i suoi. Non c'era, perché Cibin era ancora arretrato e quindi la stava aspettando. Deve spingere di più forse sulla fascia, ma lo abbiamo sempre detto, è uno dei difetti tra virgolette della formazione dell'Eclisse. Qui non c'è assolutamente niente, nonostante il pubblico si infiammi, ma non capisco il gioco che chiama questo tipo di interventi, ma non c'è assolutamente niente. Vi dicevo, con Ton che va a terra, per mandare a terra Ton insomma ce ne vuole, quindi nessun problema. Con le mani Segat attende la posizione dei suoi, Cibin viene a prendersela, Segat che deve metterla dentro e così fa, ma c'è Ton che la butta via di piattone in panchina, mentre la linea centrale del Porto si arrabbia con il suo difensore di competenza. C'è De Marc che sta dettando alcune posizioni proprio ai suoi compagni di squadra, soprattutto al giovane Cazzaro che la sua sciocchezza l'ha fatta dalla parte opposta in occasione del gol. Adesso è stato richiamato a viva voce da De Marc, che insomma di esperienza ne ha, è un classe 89 con diverse esperienze anche in squadra di categoria, quindi ha tutto il dovere e la capacità di richiamare i suoi compagni di squadra. Cerca di ripartire la formazione di casa, non ci riesce perché Duravia con il pallone tra i piedi che mette in avanti per Dema. Si è mosso benino in questo frangente di primo tempo, però qualcosina di più sicuramente Stefano Andretta se lo aspetta da questo giocatore, che può inventarti insomma qualche cosina. La mette dentro questa palla per Gnago, ma viene anticipato e
una marcatura seria quella montata su Gnago. In avanti la formazione di casa con Janko adesso che va a riprendersi questa palla, anzi è Cibin che viene a riprendersi questa palla, si invola sulla fascia destra del campo, 1 contro 1, va dentro in area, può andare al tiro e c'è andato al tiro, ma Ton gliel'ha murato. È stato molto bravo Ton e altrettanto bravo però Cibin. Riparte con difficoltà ancora la formazione di Stefano Andretta, che ha difficoltà nella ripartenza con i suoi giocatori più bassi dalla parte destra del campo. È buona questa palla, un pallone d'oro prima per Janko e poi per il numero 7 che Cibin sbaglia una occasione, un rigore in movimento, quello che è capitato al 32esimo tra i piedi, e ancora adesso Guerra la mette tutta dalla parte opposta. È un buon momento però per la formazione di casa con prima Janko, poi Cibin, che hanno sbagliato la deviazione vincente in area, e poi il numero 4 Guerra, che ha voluto andare al tiro sfiorando di poco il secondo palo difeso da il portiere del Porto Mansuè. Nulla da fare ancora con il tentativo buono tra l'altro della formazione di casa di portarsi al raddoppio. Non c'è riuscito per venire un caso, un errore, uno sbaglio prima di Janko sicuramente, che era andato a botta sicura, ma nulla da fare. Riparte dalla propria metacampo la formazione di casa con Allegretti che dialoga con il suo compagno di linea Brustolon. Granzotto che rinvia lungo sempre sulla fascia, ancora Cazzaro in difficoltà sulla fascia destra del campo. Dovrà dire qualcosa Stefano Andretta al suo giocatore di fascia, perché ha creato forse più problemi di tutti in quello spazio, in quella linea. Con le mani la compagine di casa ancora a spingere, cerca di girarsi De Faveri, cercava di trovare la deviazione per un calcio d'angolo immaginabile e possibile, non l'ha trovato. Palla che viene rigiocata con i piedi, giustamente l'arbitro ferma tutto perché Bigai non l'ha messa nemmeno, eccola lì, adesso l'ha ripetuta, e può andare a giocare con De Marc su Ton sulla fascia sinistra del campo. Meite alza la testa, poi si gira, decide di fare tutto da solo, ritorna indietro su De Marc, che è forse quello che ha le idee più chiare in questo momento del Porto Mansuè, perché non vorrebbe sprecare palloni, ma è costretto lui a trovare l'imbucata per i suoi avanti con molta difficoltà. Dobbiamo dire che la marcatura montata su Gnago da parte di Allegretti è ottima, e quindi sia Allegretti che Brustolon stanno stringendo veramente la marcatura sul bomber di Casa Porto. Dura via, eccolo Gnago che quando ha la palla sa cosa fare, è uno dei giocatori intelligenti, diciamo così, per quanto riguarda. C'è il fallo su Scarabel da parte di Roman. È uno dei giocatori, vi dicevo, intelligenti, per il fatto che non è il solito giocatore che, visto il numero sulle spalle da punta, prende palla e vuole ostinarsi e si ostina ad andare in porta da solo. No, è uno che la palla la sa giocare, e soprattutto, attenzione a questo pallone che impegna il portiere Bigai, però era già fuori, l'ha presa oltre la traversa, però ha dovuto metterci il guantone perché non sapeva dove sarebbe caduto questo pallone. Vi dicevo di Gnago, un giocatore che oltre a vedere la porta come non mai, ha la facilità anche di due buoni piedi e soprattutto l'intelligenza di far giocare i suoi compagni, non solo di reparto. Ton, Moretti, un po' sottotono Moretti, ma per il fatto che viene saltato
un po' troppo spesso dal centrocampo del Porto Mansuet. Vedete come avanza per esempio Ton, che prova l'imbucata, questa volta giusta, ancora Moretti che si è presentato con questa imbucata lui stesso e stava per fare male. Bene l'intervento della difesa dell'Eclisse. Moretti che sembra avermi sentito, il tiro Moretti che sembra avermi sentito, dicevo, perché è entrato su 4 palle che sono state toccate in questi frangenti, 3 le ha dirette lui, quindi ha provato ad impensierire la retroguardia di casa. Petterle, il rinvio è lungo con i piedi oltre la metà campo, il colpo di testa di Cibin che arriva prima di Ton, palla di Janko che se lo allunga, Cardin con le mani, indietro per Ton per Moretti che si gira anche lui, va dalla parte opposta, dalla parte di Cazzaro che deve puntare in avanti, invece non se la sente, va su De Marc, cerca l'aiuto dei più esperti, Cazzaro ancora indietro e siamo sulla metà campo. Troppo lenta la ripartenza della formazione di Stefano Andretta, che qui dovrà lavorare nel secondo tempo, insomma, per cercare di velocizzare ed impensierire maggiormente eventualmente la formazione di Stefano Della Bella. Cardin, è ben piazzata la formazione di Pieve, perché guardate, le linee sono chiuse, non trovi spazio nemmeno a pagarlo oro, quindi adesso butta dentro questa palla, è chiamata, citofonata e può ripartire la formazione di casa, può ripartire con Janko, ancora palla al piede, non c'ha nessuno di fronte, anzi è De Zotti, bravo De Zotti, perché aveva cercato, e c'è il fallo adesso ed è una ottima posizione. C'è l'ammonizione anche? C'è l'ammonizione di Ton, che non si dà pace, perché in effetti, se vogliamo, insomma, questo è stato uno scontro tra i due tranquillissimi, null'altro poteva fare Ton, anche se la nostra telecamera ci farà vedere che insomma il fallo c'è stato, però insomma null'altro poteva fare se non bloccarlo in questa maniera. Chiaro che o lo blocchi così oppure entra in area, e De Zotti aveva fatto una bella cosa, nulla da dire, aveva preso palla quasi all'altezza della metacampo della formazione di casa e se n'era andato seminando un paio di giocatori. 39esimo minuto di gioco, quindi con De Zotti ok, e poi il fallo di Ton. Adesso altra palla sulla mattonella magica per Dell'Andrea e lo stesso Scarabel, che però c'è anche Janko vicino che con mani sui fianchi dice ma quasi quasi potrei anche farlo io, ma non c'è verso, perché Dell'Andrea ha fatto già capire che tocca a lui. E allora vediamo se è più fortunato del tiro di prima. Siamo un pochino più vicino, 25-26 metri, poco fuori dall'area di rigore. E allora andiamo, Dell'Andrea ha la possibilità di metterla sul suo angolo preferito, ancora la barriera, e Dell'Andrea protesta perché 2 su 2, secondo me Scarabella la prossima volta che c'è quella palla non gliela fa più battere, perché 2 su 2 hai avuto il bonus, ma basta adesso. E vediamo, ancora una volta la formazione di Stefano Andretta si salva. In questo caso punizione pericolosissima. Scarabel, bravo, torna indietro, va su Allegretti, deve alzarsi la linea del Porto Mansuet, invece è lenta anche nel tirarsi su. Si va in avanti, adesso ha ragione, però Meite cercava la verticalizzazione, ne esce un pallone altissimo, sprecato, torna indietro, ancora, sta giocando non benissimo la compagine di Stefano Andretta, però attenzione, Gnago punta l'uomo, 1 contro 1 sulla fascia destra del campo, attenzione, non puoi lasciare tutti questi metri a Gnago, non puoi lasciarlo andare, c'è il calcio d'angolo, è il numero 4 che guadagna. Scambio di cortesie tra
Gnago e Allegretti. Ancora Duravia che la mette dentro, c'è Janko in azione difensiva, viene a prendersi la palla, bravo. C'è il colpo di mano e c'è l'ammonizione per Roman, il numero 7, che viene ammonito per questo tocco di mano sul tentativo di ripartenza che era stato capito e anche da parte nostra qui della tribuna comandato e voluto, avremmo voluto quel passaggio, in effetti lui l'aveva fatto. Si muove intanto dalla panchina di Sarcinelli, si muove Damuzzo, che è un po', sappiamo, uno dei giocatori preferiti da parte della Bella per quanto riguarda il centrocampo. Damuzzo è un giocatore che, usato a metà campo, ha sicuramente tanta grinta da vendere. Forse quello che viene imputato ai giocatori dell'Eclisse in questa annata è quella di avere un po' troppo abusato di cartellini gialli e quindi di conseguenza poi di stop ai box durante le domeniche. Stavamo osservando questa palla che cercava di far entrare in area la formazione di casa. Attenzione a Gnago che mette in movimento Meite che punta l'uomo, ne ha 3 intorno, vado su Duravia dalla parte opposta ancora con Cardin che si è spostato dalla fascia sinistra alla fascia destra del campo, poi era la volta stessa di Duravia che cercava di metterla dentro, colpisce un giocatore della compagine di casa che è stato colpito allo stomaco, ha difficoltà a respirare e in effetti ha chiamato l'arbitro per chiedere di rallentare la ripresa del gioco. L'arbitro si avvicinerà a Granzotto che era stato colpito al ventre e quindi aveva difficoltà di respirazione. Si può riprendere a giocare. Meite anticipato, se ne va Dell'Andrea, arriva a sostegno Cibin come un razzo. Cibin deve accompagnarlo Dell'Andrea, bravo Dell'Andrea, viene dentro a Dell'Andrea sulla fascia destra del campo, marcato da Ton, trova ancora buona la posizione, ben piazzato Moretti in mezzo all'area, esce Ton con palla ai piedi. Gnago punta l'uomo, 1 contro 1, ne ha 2 intorno. Gnago che va su Meite che deve andare dalla parte opposta se il calcio è questo, e in effetti è così, su Cazzaro lento, troppo lenta la ripartenza del Porto Mansuè. E vedete come già si è sistemata la formazione della Bella, sistemata molto bene, chiusa ogni varco, non si entra, non si passa, e quindi il rinvio senza problemi da parte di Allegretti ad allontanare i suoi. Chiama sulla linea che in effetti si alza, poi ritorna indietro, e Cibin che è costretto a giocare più in azione difensiva sulla marcatura di Cardin che in attacco quest'oggi. Fascia destra del campo, Cazzaro la mette dentro, ma è brutto questo cross su cui però arriva Cardin ugualmente. Guerra la mette lontana, ma l'arbitro dice che può bastare così. 45 minuti di gioco che sono terminati sull'1-0 con 0 recupero, c'era poco o niente da recuperare, così è. Si va negli spogliatoi con uno Stefano Andretta che guadagna per primo lo spogliatoio e il tunnel, piuttosto contrariato, avrà qualcosa da dire, lo sapremo alla ripresa. Linea alla regia. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Eccoci alla ripresa, e allora entra il numero 13 Tartalo, c'è subito il prima sostituzione per quanto riguarda la formazione
esce il 9, esce Dema, e in effetti primo del secondo tempo, ed entra il numero 13 Tartalo, che potrebbe dare più spessore, insomma, all'attacco del Porto Mansuè. Non è stata effettivamente una gran bella prova quella di Dema, che Stefano Andretta ha tolto dal campo nel secondo tempo, e quindi vedremo un nuovo assetto per quanto riguarda la formazione d'attacco e la compagine d'attacco appunto del Porto Mansuè. Manovra subito la prima palla, la formazione di casa bloccata sul nascere da Cazzaro, che la scaraventa in avanti, poi il colpo di testa ancora con il tentativo di Ignago di andare dalla parte di Duravia. Il pallone viene messo in mezzo per l'uscita sicura e alta di Peterle, che blocca il pallone e può far ripartire i suoi con un lungo rinvio oltre la metacampo. Sceglie la soluzione solita, di quella di lanciare lungo con Meite che la blocca lì, poi arriva bravo Scarabel che imbuca bene per De Zotti, altrettanto bene il tentativo di far viaggiare il numero 7 Cibin, che non riesce però a controllare il pallone, che termina a lato sulla fascia destra del campo. Palla in mano a Ton, che con le mani va al rinvio cercando di trovare il suo giocatore. Tartalo appena entrato non lo trova perché c'è Scarabel che blocca tutto, poi ancora forse un gamba tesa da parte di Meite, l'arbitro lascia correre, adesso dovrà fermare in effetti perché Segat va a terra sull'intervento ancora di Tartalo, che viene richiamato verbalmente da parte del signor Fabio Saputo della sezione di Palermo. Scambiano ancora i due, c'è qualcosa da dire l'arbitro al giocatore Tartalo, che è invitato ad andarsi probabilmente a mettere gli parastinchi, vediamo, perché non mi pare, o a legarsi o a cambiare i calzoncini, non lo so, che comunque è costretto ad andare in panchina. Stefano Andretta non lo guarda nemmeno, e quindi la cosa, ecco, adesso si è girato per vedere che cosa succedeva. Passa da Muzzo intanto davanti alla panchina del Porto. Colpo di testa in 10 uomini il Porto, attenzione, esce ancora il tentativo, vediamo. Sapete che non so perché Tartalo sia rientrato, sì, forse per i parastinchi, sì, perché effettivamente non gli aveva in precedenza, quindi c'è l'obbligo di indossare i parastinchi, e quindi giustamente l'arbitro glielo ha fatto notare e lo ha mandato ad indossarli. Meite prende palla, ancora che cerca di andarsene Meite con difficoltà, la formazione di casa blocca tutto con Granzotto che devia la palla in fallo laterale con le mani. Roman ammonito, uno dei due ammoniti per il Porto, insieme a Ton c'è Roman, poi adesso cerca di andarsene Gnago, bloccato per un tentativo di ripartenza dell'Eclisse che va avanti. Ianco la butta bene, De Zotti che cercava anzi era Cibin che cercava di andarsene, non riesce a rimanere in piedi, e quindi bene così, il fallo è battuto immediatamente. Palla persa da parte della formazione di casa, che getta via questo pallone. Poi Scarabel cambia il gioco, cambia campo e va in avanti ancora la formazione di Stefano Andretta. Blocca Scarabel sul nascere, il tentativo di partenza da parte di Roman con le mani. Allora in avanti ancora Cardin che cerca di girarsi, palla ancora dietro, anzi era Duravia, dalla parte adesso di Ton, che sulla fascia sinistra del campo passa la metacampo in questo esatto istante. Appoggio per Gnago che cercava l'aiuto di Tartalo, non riuscito lo scambio tra i due.
anticipati ancora, e allora può ripartire ancora. Viene in avanti la compagine di Andretta. Gnago, pallone che rimane lì, un po' di stanca della gara, un po' di studio ancora, con chiaramente la formazione di casa che lascia giocare a questo punto, aspetta la ripartenza, come in questo caso. Si imbuca bene ancora per De Zotti per Cibin. È stato però De Zotti ad andare al tiro, forse se la lasciava per la corrente Cibin avrebbe potuto avere magari un pochino più di fortuna, ma insomma stiamo parlando del se e del puoi, insomma, è andata così, nulla da fare. Bravo ancora a riprendersi palla De Faveri, l'abbiamo chiamato De Zotti un paio di volte. De Faveri che viene in avanti dalla parte opposta, buona questa palla, il tentativo di andare al tiro al volo da parte di Cibin che non riesce, però era bella l'intenzione, buona anche l'imbucata di De Faveri che sta giocando bene questa gara. Tentativo di pressing alto da parte di Guerra che non riesce a far sua la palla, con Sarcinelli che esce dalla panchina per dare degli aiuti, per dare ancora consigli ai suoi giocatori. Segat la scaraventa lontana via dalla zona pericolosa, attenzione a Ton che ha difficoltà a girarsi, subisce il fallo, un po' di esperienza, subisce il fallo e può ripartire. L'arbitro non concede metri in avanti, vuole che si riparta. Vabbè, ha lasciato andare, poi non stava nemmeno guardando da dove hanno battuto Ton e De Marc. Però palla buona, può giocare De Marc ancora in mezzo al campo, viene in avanti, serve Meite che alza la testa, guarda la posizione dei suoi, un pallone alto per Gnago che cerca di metterlo a terra, ci riesce in seconda battuta, poi punta l'uomo e lo scarta, tranquillo, bravo Petterle in questo istante e in questa azione, con un numero di Gnago che se ne va da solo e mette in area per il tentativo di deviazione, ma c'è Petterle che fa sua la palla e quindi nulla da dire. Però bisogna stare molto attenti sulla marcatura ancora di Gnago, come avete capito. Ha trovato poca cosa dal centro, perché la marcatura di Brustolon e di Allegretti è stata ottima. Sta andando un pochino in giro per il campo, destra e sinistra, cercando di mettere in difficoltà i due terzini di fascia dell'Eclisse. Viene in avanti intanto con Janko che dà per Cibin che entra in area al tiro ed è il gol di Cibin, ed è un gran gol per Cibin che va al tiro micidiale. È il gol che dà il doppio vantaggio al minuto ottavo. Sì. Sia al primo tempo che al secondo tempo arriva il gol all'8° minuto di gioco e ci sono i complimenti con schiaffi in testa per Janko, perché in effetti ha dato un pallone d'oro a Cibin. Ha dato un pallone d'oro a Cibin e altrettanto Cibin ha tirato veramente un tiro fantastico su cui nulla ha potuto Bigai, il portiere del Porto. C'era un cambio che voleva il Porto Mansuè, ma l'arbitro, visto che non erano pronti, ha fatto ripartire la gara. E allora il cambio arriverà alla prossima interruzione di gioco. Intanto la formazione dell'Eclisse si porta sul 2-0, raddoppio per la formazione di casa, un 2-0 che non lascia adito a polemiche o a cose di questo tipo. Ha giocato veramente bene fino adesso la compagine di casa. C'è il tentativo, ma facilissimo, del colpo di testa di Gnago. Allora entra il numero 14, entra l'altro Dema. Entra il numero 14 Marco Dema ed esce il numero 7. Il numero 14 Dema ed esce il numero 7 Roman.
E allora, dentro Dema, questo è Marco Dema, quello che è uscito invece Edison Dema. Anche per Marco Dema partita un po' al di sotto delle aspettative, cioè scusatemi, per Roman un po' al di sotto delle aspettative, insomma sulla sua fascia di competenza ci si aspettava sicuramente qualcosa di più, ecco perché Stefano Andretta manda nel rettangolo di gioco Marco Dema classe 1999 per cercare di velocizzare un pochino anche la fascia che quest'oggi si è vista veramente poco, con Gnago che adesso prova ad inventarsi qualcosa. Meite sulla fascia sinistra del campo, la mette a terra, Meite ne ha due da passare, allora va indietro su Cardin che la mette dentro, anzi era Duravia che la mette ancora a terra, Duravia che alza il pallone per Meite che cerca di controllarle, c'è il fallo, l'arbitro lascia correre, si butta sopra adesso il giocatore, era Scarabel che aveva tentato in precedenza di ingannare un po' l'arbitro per la spinta da Tergo, l'arbitro non l'aveva vista, l'aveva lasciata andare, adesso c'è un po' di spiegazione tra i due, poi Scarabel con la sua esperienza si è lasciato andare appena si è sentito spinto da Tergo in seconda battuta. Attenzione a Cazzaro che ha già fatto la sua in precedenza e quindi adesso non ci pensa tante volte, va al rinvio lungo, poi riparte la formazione di Porto con De Marc che va dalle parti di Cardin, Ton, Moretti, Ton, De Marc. È lentissima, vedete? È lentissima la ripartenza della formazione del Porto e penso che non sia una cosa voluta, perché facendo così la posizione delle linee difensive di centrocampo della squadra avversaria vanno a posizionarsi con facilità e trovare varchi poi diventa sempre più difficile. Ton per Duravia, bloccato ancora, Duravia che viene a riprendersi la palla, la da dentro per De Marc, indietro per Cazzaro, messo male con il corpo, deve andare indietro ancora su De Marc. Tartalo, spizza di testa per Gnago, l'appoggio non è dei migliori sul numero 14 Dema che può solo cercare di prenderla ma fa anche fallo, poi la palla termina in fallo laterale, allora con le mani la formazione di casa per il rinvio lungo su Janko che prova ad andare di testa, riesce a disturbare Dema, poi in avanti per cercare e trovare Dell'Andrea che era stato trattenuto da De Marc in fase di partenza, ma l'arbitro era molto distante dal luogo dove era avvenuto il fallo, non ha visto niente, ha lasciato andare. De Marc ci riprova gettando la palla dalle parti di Cardin, controlla, alza la testa, non trova spazi, va su Ton, anche lui per De Marc, è lui l'incaricato a provare ad imbastire qualche cosa che sia un'azione d'attacco della formazione del Porto che ha difficoltà. Tartalo per Cazzaro, la butta dentro ma è telefonata, vengono a riprendersela la palla, Duravia, attenzione a Duravia, poi esce bene in marcatura questa volta ancora De Faveri e poi bravo Granzotto che fa rimbalzare la palla sul piede di Duravia e allora ci sarà rimessa in gioco da parte della formazione dei padroni di casa con Granzotto che rischia un pochino, palla buttata in mezzo così dove non si dovrebbe mai gettare e quindi palla che va in fallo laterale ma la rimessa in gioco è per il Porto con Cardin tra le mani il pallone. Lo cede subito a Ton che va in mezzo per De Marc. Ton alza la testa, guarda la posizione dei suoi, nulla da fare, sbagliato anche questo tentativo e questo invito. Fa gamba tesa per Janko che deve stare zitto, non può protestare. Guarda l'arbitro, ma il fallo c'era tutto. Ton per Cardin. Cardin non trova sbocchi, deve rientrare e dare la palla a De Marc, tutto bloccato. Lo scaraventa in avanti verso Meite, anche Meite un po' sottotono,
per il fatto che da Meite vuoi un po' il gioco di raccordo tra le due linee. Quest'oggi non è avvenuto né da parte di Moretti, che gioca davanti alla difesa, né da parte di Meite, che un po' funge da centrocampista aggiunto, da trequartista, che però oggi non ha inciso proprio per niente. Meite, tra l'altro, con un passato anche in altre squadre, Sannonà, Treviso, insomma un giocatore che sa giocare, un giocatore che sa impostare il suo gioco, il suo modo di giocare. Attenzione, stava rischiando la formazione di casa, era uscito Allegretti, era uno dei pochi sbagli di Allegretti in questa partita, però attenzione perché poteva costare caro. Si sono dati il 5 tra lui e Scarabelli, il capitano, che lo ha rincuorato. In avanti tutto ancora il colpo di testa di Tonna a bloccare per Duravia, che prova a spingere in avanti i suoi, perché il 2-0 comincia a essere veramente pesante. Mette dentro Meite, chiama la palla a Petterle, la fa sua, gliela lascia a Granzotto attentamente. Allora Petterle è pronto al rinvio con il rilancio. Anche Sarcinelli invita al rilancio lungo oltre la metà campo per trovare la spizzata giusta di Cibin, autore di uno splendido gol. Poi indietro Janko per Segat che non deve concedersi leziosità, deve darla via questa palla, e così fa. Ancora però la palla gli torna lì, non è colpa sua in questo caso, e qui rischia, però guadagna il fallo. Palla che viene giocata dalla compagine di casa, andando a pescare Granzotto sulla fascia sinistra del campo. Si va ad incentrarsi e allora cede su Guerra, indietro per Segat che punta l'uomo, poi sceglie di andare su Guerra, che mette dentro questo diagonale basso. Moretti ci arriva con il piede, poi in seconda battuta c'era il fallo di Moretti, che in prima battuta si era allungato con gamba tesa, ha detto l'arbitro, e quindi ci sarà una punizione per quanto riguarda la compagine di casa. E adesso vediamo se la cosa che avevamo detto prima, insomma, si realizza. Chi andrà a battere? Ne ha battute due dell'Andrea. Si chiama intanto il medico per quanto riguarda l'infortunio capitato ad un ottimo De Faveri quest'oggi, che ha giocato molto molto bene. È a terra adesso, una botta. Sul pallone intanto per la cronaca c'è Scarabel e c'è Janko, ma Scarabel mi pare che abbia già detto: questa volta batto io. Si avvicina dell'Andrea, che però va a rincuorare il suo compagno di squadra e poi se ne va. Sì, batte Scarabel con il destro. Scarabel, vediamo se riesce ad impegnare Bigai, ma soprattutto a passare questa barriera, che in precedenza ha preso 2 palloni su due punizioni, quindi vediamo se è un pochino più bravo Scarabella a farla veicolare più altina questa palla e passarla la barriera. Il tiro, c'è la deviazione della barriera che poteva costare cara a Bigai. Guadagna un calcio d'angolo la formazione dell'Eclisse, ed è il secondo calcio d'angolo che l'Eclisse va a battere con Dell'Andrea, che con molta calma e tranquillità chiaramente va a posizionare palla sul dischetto della bandierina e poi andrà alla battuta. Un groviglio di uomini, c'è tutto il Porto Mansuè in difesa, non c'è nessuno. Il colpo di testa tentato da Gnago, è andata alta la palla che è terminata via. Poi c'è il fallo da parte di un giocatore dell'Eclisse e quindi si riprenderà a giocare con una punizione a favore della compagine ospite. A terra era finito Janko, mi pare, che sta recuperando posizione. No, era Brustolon che sta rientrando precipitosamente e velocemente. L'aveva già sostituito un suo giocatore, un suo compagno di squadra. Prova a ripartire la formazione dell'Eclisse, palla che non arriva dalle parti di De Faveri.
Adesso c'era il fallo di Granzotto, l'arbitro lascia correre, sventagliata in avanti a buttarla lontano, scende un po' l'oscurità qui al D'Agostin di Pieve di Soligo, dove i fari non sono ancora stati accesi, oppure sì? Sì, forse sì, perché vediamo una luce. Sì, mi pare di sì, perché vedo il riflesso della luce, quindi ci dovrebbero essere i fari già accesi per questo calare della luce in questa giornata uggiosa qui a Pieve di Soligo. Al D'Agostin il risultato è sul 2-0 per la compagine di casa, che, come abbiamo detto in apertura di telecronaca, ha bisogno di questi 3 punti come fosse il pane. Porto Mansuè a quota 22 in alto classifica, aspetta i risultati del San Giorgio Sedico e poi del Porto Gruaro, del Calvinoale, della Liventina, ma insomma i giochi sono lì, insomma. Mentre per quanto riguarda la zona bassa, come vi dicevo, c'è la punizione intanto di Tartalo, è buona, ed è bravo Peterle. Tartalo ha un ottimo piede. Sì. Il 10? Dura via? Ah, era dura via. Quindi dura via, è andato alla battuta su punizione, ma ottima la risposta di Peterle. Minuto al 25esimo minuto di gioco, quindi quasi alla mezz'ora. Duravia prova a scuotere i suoi, ma si trova pronto e in splendida esecuzione. Peterle con una bella parata salva la sua porta. E adesso è il momento in cui deve provarci il Porto, perché deve provarci, deve scaraventarsi in avanti, deve effettuare il forcing, perché ha preso veramente l'1-2 da parte della compagine di Stefano Della Bella, che potrebbe aver chiuso il match. Va a terra dell'Andrea, l'arbitro, che guardava anche dalle parti della zona centrale del campo, lascia correre e allora può ripartire. Bene, lo fa bene. Guardate com'è messa male la formazione di Stefano Della Bella, che costringe Gnago a venire indietro in azione difensiva per cercare di bloccare la ripartenza della compagine di Cardin, che si fa anticipare netto con questo pallone che era da far viaggiare, non da portare. Palla che gira ancora, anche questa volta palla che si è lasciata giocare da parte dell'arbitro, il signor Saputo della sezione di Palermo, Cazzaro. Poi c'è Dema, la butta lì per Duravia ancora, pallone che viene fermato. Riparte la compagine di casa con Dell'Andrea, la fa sua, Dell'Andrea punta l'uomo, 1-2, non si intendono. Comunque non era Duravia al tiro alla punizione di prima, era il 13 secondo me, era proprio Tartalo. Poi magari chiederemo informazioni, ma mi pare proprio che sia stato lui. Dalla parte sinistra del campo ancora l'attacco di Denis Cardin. Meite sventaglia sulla destra, Cazzaro la mette bene a terra, la butta dentro, ma è troppo lunga per Peterle, che la fa sua, si butta a terra, la tiene lì, perde un po' di tempo giustamente e la fa andare oltre la metà campo, dove c'è Janko che prova a tenerla, palla che vola via. Janko ancora in pressing alto sul difensore, che è Cazzaro, in difficoltà fin dalle prime battute della gara. È una classe 2000, tutto il tempo naturalmente per crescere. Certo che è un campionato di eccellenza, così ti fa crescere anche in modo veloce e devi esserci, devi farti trovare pronto.
Granzotto per Dell'Andrea, cerca di girarsi in mezzo a due, bravo Dell'Andrea che se ne va via molto bene a Cazzaro e poi Adema che lo mette a terra. L'arbitro dice però che non c'è niente e qui insomma qualcosa c'era, perché altrimenti Dell'Andrea da solo non penso andasse a terra, anche perché era in un'ottima posizione di campo, aveva guadagnato, se ne era già andato molto bene in mezzo a due, poi aveva trovato questo varco importante. Viene in avanti Moretti ma allarga le braccia perché, come potete vedere, non aveva trovato nessuno e nemmeno Ton trova nessuno per far viaggiare. La palla è riconquistata ancora da Pieve, che però la spreca, la ridà a Ton che prova a ripartire con Moretti ancora, palla sui piedi, sbaglia ancora Moretti, è buono l'intervento di De Faveri. De Faveri dalla parte opposta, viene in avanti ancora Granzotto, alza la testa, si imbarca un pochino. Granzotto è buona, c'è il fuorigioco da parte di Dell'Andrea, che non protesta perché aveva già capito di essere al di là di tutti, ha dato un'occhiata rapida alla linea, aveva visto che era un po' al di là di tutti, quindi questa volta c'era. Può ripartire il Porto, deve accelerare e non l'ha mai fatto durante la partita, vedremo se lo fa adesso perché il momento è quello decisivo, insomma. Meite che invece torna indietro. C'è da dire che veramente l'Eclisse è piazzata molto molto bene quest'oggi, quindi ha lasciato pochissimi varchi aperti e quindi difficoltà ad entrarci da parte della formazione di Stefano Della Bella, che adesso sparisce in tribuna, non lo vediamo più davanti alla tribuna, mentre invece in piedi c'è Sarcinelli, il secondo di Della Bella. Gnago cerca di andarsene, lo blocca Segat, poi Gnago di spalle è andato a colpire un giocatore, ma ha fatto sentire il fisico su Allegretti, che insomma ci vuole tutta, perché anche Allegretti non scherza mica, però schiantarsi contro la spalla di Gnago è sicuramente più duro di altri interventi. Provava la ripartenza Cibin, oggi veramente buono, palla che viene sfiorata e poi Petterle va a coprire il palo alla sua sinistra, stava per scivolare anche, però è andata bene. Sacco di giocatori che si stanno muovendo sulle due panchine. Vedremo quali saranno le situazioni che vorrà provare Sarcinelli, a cui gliele suggerirà naturalmente Della Bella, che non vediamo però in tribuna. È qua fuori, sì? Con il cambio che arriva invece in casa Porto, e dovrebbe entrare questo Salifu, secondo me classe 95, che è un giocatore che militava fino a poche settimane fa nel girone centro-sud della Serie D. È stato pescato, lui è di Bologna mi pare, quindi è stato portato e accasato. Ancora il cambio non è avvenuto perché l'arbitro non ha visto il richiamo del guardialine. Il tiro di Meite, dai 30 metri al 28esimo minuto, 30 metri per Meite, il tiro su cui si oppone entra il numero 17 in angolo il portiere. Del Porto Mansuel. Allora, non è Salifu ma è Goudiaby. Quindi sostituito 17 per 4. Esce Moretti, quindi Moretti, che in effetti oggi non ha brillato nemmeno lui, non per colpa sua chiaramente, ma per proprio una posizione della sua squadra un pochino in difficoltà ogni volta per tentare la ripartenza, molto lenta tra l'altro, molto difficoltosa, molto
complicata e quindi sempre più difficoltà, e esce Moretti insomma per lasciare il posto al Goudia B Sidate classe 1999. Intanto riparte dalla parte opposta la formazione di casa che viene a sostegno con Granzotto che punta all'uomo, va in avanti Granzotto, la palla è buona per Cibin che entra in area, arriva il numero 14 appena entrato Marco Dema a mettere in fallo laterale, salva il suo risultato, salva la sua porta con Scarabelli che chiama calma e tranquillità in mezzo al campo. È inutile andare a consumare, si tratta di controllare adesso la gara. Ancora il tentativo con un colpo di tacco da parte di Dell'Andrea che poi riesce per Granzotto che va per le terre, non c'è niente, dice l'arbitro che lascia giocare, lascia andare. Granzotto è a terra, vediamo, c'è l'ammonizione per la panchina. Per Sarcinelli? Mi pare di sì, mi pare di sì perché vedo il cuoio cappelluto bianco e quindi Sarcinelli dovrebbe essere lui che ha detto qualche cosina di troppo all'arbitro e quindi, come sapete, adesso si possono ammonire anche gli allenatori e la panchina, insomma. Rinvio lungo del Porto che butta in avanti queste palle, Tartalo cerca di controllarlo, niente da fare per cercare di mettere in movimento Goudia B che non prende il pallone, può ripartire la formazione di casa, una buona finta di Janko che però non trova dietro a sé Dell'Andrea, ma bene De Faveri, sicuramente una delle migliori partite di questo De Faveri in questa annata. Bravo Dell'Andrea a tenere palle, a guadagnare il fallo. Duravia ci mette il braccio, lo ferma e quindi nulla da fare, può ripartire e deve ripartire con una punizione Scarabel che ha dalla sua tutta l'esperienza per rallentare il gioco, per calmare i bollenti spiriti, insomma inutile andare a pericolare lì davanti, gioca lì tranquillo, tieni palla, bravo Janko, peccato la palla non arrivi dalla parte di Cibin, allora può ripartire, ma altrettanto bravo Scarabel che c'è dappertutto. Scarabel per Janko, ancora l'azione buona questa volta, è bravo anche Dell'Andrea, punta l'uomo, Dell'Andrea vede lo spazio libero, cercava l'imbucata per Cibin. Oggi veramente si è visto una bella triade in attacco con Dell'Andrea, con Cibin, con Janko che hanno giocato tra di loro, hanno fatto delle bellissime cose e hanno impegnato notevolmente la difesa del Porto Mansuè, nettamente in difficoltà per quasi tutti i 90 minuti di gioco. Ancora la manovra della formazione ospite, Meite bloccato Meite da parte di Guerra che prova a lanciarsi ancora con De Faveri per Dell'Andrea, subisce il fallo, l'arbitro dice che si può giocare ancora, adesso vede il fallo di Dell'Andrea, è un arbitro che lascia giocare però in certe occasioni forse evidentissimo come in questo caso, insomma qua il fischio ci stava. Quelli del Porto Mansuè chiamano sempre l'arbitro ma non hanno capito che dovrebbero chiamare il guardialine per effettuare il cambio. Il guardialine non è stato interpellato e ancora il cambio che poteva avvenire in precedenza avverrà alla prossima uscita del pallone dal campo con Kogoi che è pronto ad entrare. Porto Mansuè ancora alza la testa, viene dalle parti di Cazzaro che la sventaglia subito in avanti sbagliando tutto, poi ancora in mezzo per Dema che la mette su Gnago bloccato, la palla sul numero 17 Goudiobai che la perde e allora a sostegno ancora De Marc per Duravia prova l'uomo a saltarlo, 1-2, niente, va verso il fondo, trova l'opposizione di Granzotto che mette il pallone in fallo laterale ed ecco la sostituzione del Porto Mansuè allora che manda nel rettangolo di gioco il numero 15 al posto del numero 2, quindi fuori Cazzaro. Poi René, esce il numero 2, mi sembra Cazzaro Matteo. 34esimo del secondo tempo, fuori Cazzaro e dentro il numero 15 Kogoi e Cazzaro
non ci ha impressionato più di tanto quest'oggi, ha sulla coscienza il primo gol e poi un po' una condotta di gara un pochino traballante sulla sua fascia. Migliorerà sicuramente perché è un giovane, quindi ha tutto il tempo per farlo, in classe 2000. Con le mani il numero 15 Kogoi per la spizzata da mettere in mezzo all'area di rigore, ma arriva prima ancora la formazione del Porto Mansuet, che adesso stringe d'assedio l'Eclisse chiaramente, perché il Porto vuole provarci fino all'ultimo, è sotto di 2-0, trova il sesto calcio d'angolo dalla bandierina, settimo calcio d'angolo dalla bandierina, 7-2 i calci d'angolo. E allora ancora Duravia, è sempre lui che alza il braccio, chiama lo schema, è il solito schema, intanto sta per entrare Damuzzo tra le fila della formazione di casa, vediamo se c'è il cambio adesso o no, si lascia ancora giocare Duravia per Tartalo, cerca di girarsi Tartalo, palla che ritorna su Duravia, la mette dentro Duravia, esce Peterle un po' in difficoltà ancora su questo pallone, va il colpo di testa Gnago e fortuna vuole per Peterle, per la formazione di casa, che la palla termina alta sopra la traversa. C'è un cambio. C'è un cambio al 35esimo minuto di gioco, esce il numero 7 Cibin. Ed esce il numero 7 Cibin. Esce il numero 7 Cibin, 35esimo di gioco, fuori il numero 7, dentro il numero 14. È sicuramente una gran giocata, è una gran partita quella di Cibin quest'oggi, che ha segnato un gol splendido, quello del 2-0, quello del raddoppio. Allora vediamo come si sistema la formazione di Sarcinelli, che manda nel mezzo Damuzzo e allora lascia 2 punte davanti, ne ha tirata via una, lascia 2 punte davanti e porta a giocare un 4-4-2, insomma è quello che doveva fare, leva una punta, mette un centrocampista, cerca naturalmente di portare a casa questo preziosissimo risultato, una decina di minuti al termine più recupero per quanto riguarda questi 3 punti che servirebbero alla formazione di Stefano Della Bella, che oggi non è in panchina ma è in tribuna per la squalifica, insieme a Della Colletta e a Moretti, che sono stati squalificati dal giudice arbitro. Può ripartire ancora la formazione di casa, che poi si incarta lì dove Dell'Andrea non riesce a portare avanti il pallone. Ancora la palla contratta da il numero 3 Granzotto sulla battuta di ancora il Porto, sulla battuta di Duravia, dicevo, arriva Cardin, la fa sua per Kogoi che la rimette nel mucchio, colpo di testa di Damuzzo, buono ancora De Faveri, che sicuramente ha giocato una bella partita quest'oggi. Ianco, il colpo di testa per Dell'Andrea, che cerca di prendere la palla, poi subisce, anzi fa il fallo sul numero 14 Dema, che guadagna palla, la punizione, con ancora tanta confusione da parte del Porto quest'oggi. E Andretta è rientrato in panchina, eccolo lì davanti adesso al centro della panchina, che sta cercando di dare le ultime indicazioni. È una situazione sfavorevole alla compagine di Mansuet, che si vede sotto per 2-0, e dobbiamo dire che la compagine del Porto oggi ha fatto veramente poco per cercare di portare a casa un risultato utile. Ha giocato molto bene invece l'Eclisse Careni Pievigina, che ha segnato all'8° del primo tempo il suo primo gol e poi ha raddoppiato ancora all'8° del secondo tempo, questa volta con CB. Palla messa lì in mezzo, un po' di confusione, un batti e ribatti, c'è un fuorigioco visto sulla battuta di Cardin, mi pare c'erano sia Gnago che Tartalo in fuorigioco, e allora c'è un'altra sostituzione intorno al 39esimo, e allora esce Dell'Andrea, mi pare, vediamo se aveva sbagliato cosa. No, esce Dell'Andrea
ed entra il numero 18. 18 De Zotti. Allora, dentro De Zotti, fuori dell'Andrea, altro protagonista della giornata odierna, grande partita la sua, ha dato veramente tutto, ha giocato alla grande dell'Andrea, tenendo e facendo reparto con Janko e con Cibin nel primo tempo, veramente alla grande, quindi bene. Adesso c'è il fallo, ma ve l'ho sempre detto, questi falli ormai gli arbitri non capisco poi il perché, ma si lasciano andare, si lascia giocare su una spinta che c'era stata totale da Tergo ai danni. Piano, Janko deve calmare i suoi bollenti spiriti, non c'è bisogno di mettere la gamba così, non c'è bisogno di andare in cattiveria, gliel'hanno detto dalla panchina sicuramente, perché calma e tranquillo. Infatti adesso sorride perché qualcuno, temendo il peggio, dice vai tranquillo, lascia andare queste palle, non buttarti così. In avanti ancora Granzotto, il colpo di testa per Janko che fa correre per il numero 18 che è De Zotti, una occasione splendida per De Zotti che non riesce al 40° a concretizzare un pallone che era stato giocato con una spizzata di testa e niente da fare, peccato per questa occasione capitata a De Zotti che si era trovato da solo davanti a Bigai. Esce bene ancora la formazione di casa con il tentativo, è fuori gioco di Janko che è partito da Tergo, deve non entrare nelle polemiche Janko, lasciare lì il pallone, tanto hai tutto da guadagnare. Palla lontana, adesso la rigioca il Porto che sul 2-0 ha provato per una decina di minuti a ravvivare il suo gioco, non c'è riuscito. Meite ancora scodella in mezzo per Tartalo che si gira molto bene, viene barricato lì, la formazione la butta dentro ancora il numero 15 Kogoi, ma è preda di Petterle che in fatto di altezza e in fatto di presa alta non si fa battere da nessuno. Palla che tiene tra le mani, è pronto al rinvio l'arbitro richiamato da Stefano Andretta su una trattenuta e per tenere il pallone più del dovuto da parte del portiere. L'arbitro lo ha solo guardato e ha lasciato andare, ha lasciato giocare. Fallo di Janko sul numero 14 Dema, la battuta di Duravia che sventaglia dalla parte di Cardin. Arriva Cardin a sostegno sulla fascia sinistra del campo, la butta dentro, la lasciano andare. C'è stato probabilmente il suggerimento da parte di Petterle perché Granzotto si è fermato, ha lasciato rimbalzare la palla, poi aveva anche visto che dietro a lui non c'era nessuno in grado di impensierire e quindi ha lasciato andare la palla. Sarcinelli che può dirsi fortunato, la prima sua uscita in panchina, insomma va a centrare probabilmente, diciamolo così, insomma con ancora un po' di paura per come si possa mettere il finale di gioco, insomma, però diciamo che è una buona gara e potrebbero essere 3 punti importanti, importantissimi per la formazione di casa. Si sta scaldando Francescon, mi pare, quindi altro rinforzo della difesa con probabilmente l'uscita di De Faveri, dico io, poi magari ci possiamo sbagliare, però De Faveri potrebbe uscire anche per fare avere al ragazzo una standing ovation, un applauso da parte dello stadio D'Agostin di Pieve di Soligo. Vedremo insomma se sarà questa la scelta di Sarcinelli, in questo caso di Della Bella. Scarabel la butta in avanti per il tentativo del numero 14 Damuzzo, relegato sulla fascia destra del campo per cercare di trovare fortuna. Si alza la bandierina del guardialine, c'è la sostituzione
E allora vediamo, entra Francescon e vediamo, esce Granzotto, quindi nessun problema. Al 43esimo, cos'è? 43esimo minuto di gioco del secondo tempo, fuori il numero 3 Granzotto, dentro Francescon, e soltanto un cambio di giocatori, soltanto un cambio di terzini, di difensori. Non c'è naturalmente la chiusura che avevo ipotizzato io, insomma De Faveri merita di finire la gara, allora, anche se ci sono ancora 2 sostituzioni possibili per quanto riguarda la panchina dell'Eclisse, però insomma rimane lì De Faveri, quindi vediamo, a margine di una ottima partita disputata dal giovane di Pieve. Meite in avanti, palla contratta, Ton va per linee centrali su De Marc che la alza, verticalizza per Ignago, Tartalo prima di lui, palla a terra, buttata fuori, più lontana possibile naturalmente, cerca di prenderla De Zotti, la butta in avanti per Ianco che di piattone fa viaggiare, vuole in avanti De Faveri che viene atterrato dal suo diretto avversario. E allora pare proprio che siamo alle battute finali, vediamo quanto c'è di recupero. 5 minuti. 5 minuti nel secondo tempo, nessun minuto di recupero nel primo, e ci stanno tutti questi 5 minuti, insomma qualcosa si è perso, ci sono stati poi 6 cambi e quindi ci stiamo. 5 minuti per le sofferenze dei padroni di casa per portare a casa questo risultato utilissimo. Bravo Guerra. È un arbitro che lascia correre gli scontri di gioco. Adesso c'era forse, a detta di molti anche in tribuna, uno scontro precedente, l'arbitro ha lasciato correre, ha lasciato andare il secondo scontro che c'è stato. Adesso un altro fallo da parte di Francescon che dà la possibilità di piazzare la sfera in una buona porzione di campo per la battuta del Porto Mansuet, uno degli ultimi tentativi per cercare quantomeno di rendere meno amara la pillola di questa sconfitta che si profila all'orizzonte per la formazione di Stefano Andretta, che dopo aver passato il turno in Coppa qui proprio contro la formazione dell'Eclisse, e mi ricordo non emozionando e non impressionando più di tanto, oggi probabilmente se ne esce con un risultato negativo dal D'Agostin, un D'Agostin che Stefano Andretta tra l'altro conosce molto molto bene, avendoci giocato nei momenti d'oro, negli anni d'oro della Pievigina. Cerca di girarsi Tartalo, ce la fa, ma trova la deviazione in calcio d'angolo per l'ottavo calcio d'angolo del Porto Mansuet sui piedi di Francescon, che mette in fallo d'angolo, in fallo di fondo, in calcio d'angolo. Batte dura via, la mette dentro, è molto bella il colpo di testa tra l'altro di Ignago, che va bene all'impatto con il pallone, però gira troppo alla sinistra del palo sinistro di Petterle, la palla che termina nettamente sul fondo. L'arbitro fa segno che tanto recupera, non ci sono problemi, e allora il rinvio di Petterle sulla spizzata del numero 8 ancora una volta con l'Eclisse che tiene palla. Bravo Ianco che sul numero 15 Cogoi riesce a far rimbalzare la palla. De Faveri lasciano il pallone per la rimessa in gioco a Francescon, che arriva con le mani per trovare Ianco, poi perduta la palla, spizzata di Ignago che prova a far velocizzare il gioco per Tartalo, anticipato, spintone da Tergo, ma la palla è buona per
per Janko, e adesso c'è l'ammonizione di esce di numero 6, è stato già ammonito Ton, doppia ammonizione ed espulsione per Ton. Questa è stata un po' sì, questa è un po' troppo esagerata forse, perché c'era sì questo fallo, però insomma non del tutto gravissimo, insomma. Non del tutto gravissimo, infatti sia Ton sia Andretta stanno protestando contro il guardialine, che insomma non ha colpa di questo, però insomma c'è stata questa seconda ammonizione e quindi espulsione per Ton, che lascia anzitempo e va negli spogliatoi per una doccia anticipata, ma penso che aspetterà poi nel tunnel del D'Agostin i suoi compagni e i suoi avversari. Fischietto in bocca per l'arbitro, il signor Saputo della sezione di Palermo, che dovrà prendere l'aereo, immagino, per scendere in Sicilia. E quindi manovra palla molto bene, l'arbitro lascia andare tutto quello che può lasciare andare. Adesso Janko viene ammonito, Janko, presumo. Ammonito Janko per fallo di gamba tesa, insomma è andato a rischiare certe cose. Janko è così, e in effetti gli chiedono di stare calmo i suoi compagni di squadra. L'arbitro dà il triplice fischio finale, c'è la vittoria importantissima per la formazione dell'Eclisse Careni Pievigina, che strappa 3 punti, niente po' di meno che al Porto Mansuè, seconda della classe, che rimane a quota 22 in attesa dei risultati che sapremo appunto nel corso della giornata, nel corso di questo weekend. È tutto per quanto riguarda la nostra telecronaca, la risentirci e la rivederci al più presto. Linea alla regia. Albino Ale, Lia Piave, 1. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.